l'iniziativa della ludopatia, proprio precisamente sul banchetto? Perché noi abbiamo deciso di risvegliare le coscienze dei cittadini attraverso queste raccolte delle firme. Che cosa stiamo facendo innanzitutto? Stiamo raccogliendo 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare, una legge che dica che lo Stato non deve avallare, non deve lucrare, non deve guadagnare, non deve neanche considerare lecito il gioco d'azzardo. E questo perché? Per un motivo molto semplice, perché il gioco d'azzardo impoverisce i poveri cristi e arricchisce semplicemente gli speculatori da una parte, gli approfittatori dall'altra, i truffatori e da ultimo i ricettatori. Nel caso di specie un solo ricettatore, perché il vero ricettatore è lo Stato stesso, in quanto ne prende una bella fetta di quel che è il gioco d'azzardo, se lo prende con la scusa delle tasse. Ma avete mai visto considerare moralmente accettabile la tassazione di una rapina? La rapina non si può fare, non è che siccome l'hai tassata lo puoi fare, così il gioco d'azzardo non si può fare, non è che siccome una parte se lo prende lo Stato lo puoi fare. Il povero Cristo che rimane fregato, rimane sempre fregato. Ciò premesso, la nostra raccolta delle firme ha una funzione istituzionale che prevede la Costituzione, appunto, raccogliere le firme per promuovere una legge di iniziativa popolare, ma anche una funzione di sensibilizzazione, di far riflettere un attimo la collettività. Ma vi conviene? Ecco, noi abbiamo lanciato a suo tempo il vizio del fumo. Per l'amor di Dio, tante persone fumano. Forse se non avessimo inventato le sigarette era meglio, qualcuno campava di più. Poi abbiamo inventato il vizio della droga. Per l'amor di Dio, tante persone usano la droga, però campava qualcuno in più. Adesso abbiamo inventato l'altro vizio del gioco d'azzardo, cioè questa idea di inventarsi dei vizi e lucrarci sopra, mi pare che non sia da Stato di diritto ma da Stato criminale. A proposito di Stato criminale, è criminale anche quello di considerare le droghe, anche se leggere, accettabili, perché si comincia sempre con un dito e poi ti pregano il braccio. Ecco perché io credo che non bisognerebbe mai considerare lecito lo spaccio di droga. Detto questo, noi stiamo facendo questa raccolta delle firme appunto per risvegliare la coscienza dei cittadini e per farli riflettere un attimo. Qui siamo tutti padri di famiglia, pensiamo sempre che capita a quello vicino di casa, poi ogni tanto capita a qualcuno dentro casa, poi ce ne pentiamo. Allora, prima che ci capiti dentro casa, pensiamo che facciamo parte di una famiglia. Grazie.